Avrete sicuramente notato che i jingle di apertura e di chiusura dello spazio pubblicitario sono dedicati a Ronaldo, perché proprio su Ronaldo faremo un focus nella terza parte della nostra trasmissione, perché come tutti ben sanno ha vinto il pallone d'oro meritatamente e quindi abbiamo deciso di dedicargli una bellissima clip. E adesso campionato di eccellenza, ritorniamo sulla terra per intenderci e facciamo subito il quadro completo del girone B, appunto del campionato di eccellenza. San Pio X, Città di Rosolini, 5-1. Città di Vittoria, Football Club Cireale, 0-1. Acireale 1946, Giminica Scordia, 1-0. Igea Virtus, Mazzarrà, 6-1. Taormina Mister Bianco, 1-2. San Gregorio Modica, 0-4. Tiger Rometta, 4-0. Sporting Viagrande, Sport Club Siracusa, 0-1. Vincono sia la San Pio X di Catania, vince la Cireale 1946, ma vince soprattutto la Tiger, che continua ad essere la leader indiscussa, almeno momentaneamente, di questo girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. Tiger, 44 punti. Football Club Cireale, 40. Igea Virtus, 34. Taormina, 33 punti. Modica, Catania San Pio X e Sport Club Siracusa, 32 punti. Mister Bianco, 30. Giminica Scordia, 27. Città di Vittoria, 25 punti. Via Grande, 24. San Gregorio, 17. Rometta, 16. Città di Rosolini, 14 punti. Acireale 1946, 12. Chiude la classifica Mazzarrà a 9 punti. Sottolineiamo infine che Acireale, Modica e Vittoria hanno un punto di penalizzazione. Tabellino anche del prossimo turno per quanto riguarda questo girone B del campionato di eccellenza. Le partite che si giocheranno domenica prossima riguardano la quinta giornata di ritorno, domenica 26 gennaio 2014. Mazzarrà Acireale 1946, Giminica Scordia Catania San Pio X, Rometta Igea Virtus, FC Acireale Modica Calcio, Città di Rosolini San Gregorio, Mister Bianco Sporting Via Grande, Città di Vittoria Taormina ed infine Sporting Club Siracusa contro Tiger. E io direi quasi di partire da questo scontro che ci sarà la prossima settimana. Non so se sei d'accordo, Carmelo, no? Perché insomma il Siracusa non può perdere punti ulteriori e per cercare di accorciare di più questa classifica, magari cercando di arrivare al primo posto, deve assolutamente battere la Tiger. Rischiamo di essere banali nel dire che è l'ultimo treno, ma in realtà è così, deve assolutamente vincere a Brolo per rimettersi in corsa per no, giocano a Siracusa. Deve assolutamente vincere in casa al De Simone contro la Tiger per rimettersi in corsa, quantomeno per continuare a sperare, anche se secondo me, anche in base ai risultati che abbiamo visto oggi, il problema è che tra la Tiger e il Siracusa ci sono tutta una serie di squadre che stanno facendo il loro campionato anche estremamente positivo. Oggi una bella impresa del Football Club Acireale, adesso ne parleremo anche con Fabio Tasinato, bella impresa a Vittoria, l'Igea Virtus ha travolto in un derby della provincia di Messina per 6-1 il Mazzarrà, un'altra bella impresa l'ha compiuta il Mister Bianco, che ha espugnato il Bagicalupo di Taormina vincendo 2-1 e tornando inserendosi nella lotta per i playoff. In coda va sottolineato il successo della Cireale di Criniti, che ha battuto lo Scordia e continua a sperare per evitare la retrocessione diretta. Non è stato un campo facile quello di Modica, di Vittoria, perdonami Fabio, insomma andare a vincere lì bisogna essere mentalmente anche preparati, no? Sì, come no, è una squadra, una società, anche una città che piano piano si stanno ricostituendo proprio come organizzazione di gioco e anche come organizzazione societaria dopo un periodo di buio a seguito della crisi della società, sì, insomma, che diciamo, ha contribuito anche in maniera particolarmente incisiva nel delineare questo tipo di classifica, perché sappiamo tutti un pochino delle crisi societarie che sono vissute in alcune realtà e che ora fortunatamente per quelle realtà si stanno riorganizzando. Non è stata una partita facile, è stata una partita ostica contro un avversario che voleva assolutamente i 3 punti e per nostra fortuna e per nostra bravura
siamo riusciti a concretizzare al meglio. Sono 4 i punti di distacco adesso con la Tiger, non sono tantissimi ma non sono neanche tanto pochi. No, ma infatti noi non siamo partiti per vincere il campionato, non era questo il nostro obiettivo, però era fare un campionato adesso, dignitoso, insomma è chiaro che mentre si delineava la classifica abbiamo preso anche maggiore consapevolezza della nostra forza e delle nostre capacità. Tra l'altro Fabio, oggi la partita di oggi a Vittoria, correggimi se sbaglio, è un po' il simbolo della vostra stagione. Voi non concedete tantissimo allo spettacolo, vi chiudete molto, però con queste ripartenze, specie con gli esterni, colpite al momento giusto, sapete essere cinici quando serve. E poi hanno una sala cinesca in porta. E poi hanno una difesa praticamente imperforabile. No, il comparto difensivo sta lavorando bene, abbiamo 2 centrali, a seconda di chi gioca, perché poi sono 3, tutte e 3 di pari spessore, tutte e 3 molto forti, veramente. Però queste ripartenze in esterno fanno poi tanto, noi cerchiamo di concretizzare il più possibile le occasioni che creiamo, ci capita molto spesso di crearne tante e poi per un po' di sfortuna. Però i punti sono tanti, 40, Però i punti sono tanti. Cioè, anche se magari ci sono pochi gol, arrivano però i punti. I gol ci sono quelli che servono. Benissimo, che sono la cosa più importante. Sergio, invece voi, ennesima goleada, insomma, già da domenica prossima ci sarà battaglia a Scordia però, anche se per noi comunque è stata una stagione abbastanza particolare, perché abbiamo trovato, a parte il fatto che secondo me questo campionato, questa classifica un po' falsata per alcuni passi falsi fatti dal Modica, dal Vittoria, quindi magari un po' falsata, però questo ovviamente non esula dal fatto che noi siamo partiti male, siamo partiti malissimo, perché comunque il nostro entourage il famoso scotto di passaggio no, ma non è tanto questo, il nostro è stato l'effetto contrario, perché noi abbiamo preso giocatori di categorie superiori che il tempo che si sono ambientati al campionato d'eccellenza purtroppo ha portato, quindi qualche punto perso per strada, purtroppo adesso vi porta soprattutto a inseguire. Ora c'è comunque una fluidità del gioco molto diversa, lasciamo stare la parentesi settimana scorsa col Modico, che purtroppo dopo che tu su 90 minuti di attacco, purtroppo su una punizione rimbalzata nella testa dell'attaccante va a fare il gol. Questo è il gioco del calcio, il bello del gioco del calcio è anche questo. Però già si vede che è cambiato un po' tutto diciamo, finalmente si comincia a giocare, si comincia un attimino ci cominciamo a cercare l'un l'altro, mi metto in mezzo come giocatore anche se non lo sono, comunque si cominciano a cercare l'un l'altro. All'inizio c'era molta individualità, molto... infatti io a tal proposito, perdonami, poi magari parli anche tu con un riferimento che ho capito a cosa ti vuoi riferire. Ci sono delle immagini di repertorio proprio per parlare della prima parte della stagione, della partita in casa con lo Scordia che finì 3-3, dove probabilmente già da là si incominciò a capire che i vostri giocatori erano super preparati per altre categorie maggiori e forse non proprio preparati per il campionato di eccellenza. Possiamo partire dalle immagini, nel frattempo Carmelo. L'impressione è che però, direttore, sia mancata soprattutto quest'anno la continuità dei risultati, perché in realtà alternate prestazioni come quelle di sabato, in cui andate in gol anche con tanta scioltezza, 5-6 gol, voi è capitato spesso che avete fatto tante reti nel corso di una partita, però poi la partita dopo è mancato il risultato, perché poi è importante anche dare un seguito alle prestazioni. Sai cos'è il discorso secondo me? Che il campionato, facevo poc'anzi la differenza tra promozione eccellenza ed eccellenza Serie D. Mentre una Serie D è una categoria molto tecnica, dove un giocatore, lo spessore di un giocatore comunque si vede. L'eccellenza è una categoria c'è molto agonismo. Di conseguenza, quando tu hai giocatori che, grazie a Dio, stanno finalmente dando il meglio, hai giocatori molto tecnici contro una squadra che è costruita per l'eccellenza. Per esempio faccio un grande applauso a Santo Palma. Santo Palma è riuscito a fare una grandissima squadra, la classica squadra di eccellenza, ostica in difesa, a centrocampo e in attacco. Cioè è una che squadra sicuramente darà filo da torcere a tutti. Assolutamente sì. Un'altra squadra che secondo me darà filo da torcere a tutti è il Mister Bianco, classica società, classica squadra di eccellenza. Attenzione perché non parliamo dell'Igea Virtus. Il carisma di una società importante come quella dell'Igea Virtus non è da sottovalutare. Dico bene, Carmelo? Ma rientra in quel novero di società, di squadre che nominava prima il direttore Sergio Anfuso. Nel Messinese hanno preso giocatori e giocatori di categoria, dando continuità
relato al lavoro fatto negli ultimi anni. Ci sono ad esempio diversi giocatori con cui loro sono partiti dalla prima categoria 3 anni fa, quando finì l'era del professionismo. Ma invece, di direttore, l'impressione che però se non doveste, noi ve lo auguriamo, raggiungere neanche il quinto posto, si può parlare di fallimento oggettivamente, per quanto avete speso sia in termini economici ma anche in termini di impegno. No, ma è giusto, ci sta. Ma guarda, ti dico, noi gli auguriamo. Io sono ottimista e fiducioso fin dalla nascita, quindi figurati. Però il problema è un altro, noi ancora siamo all'interno dei due obiettivi. Noi mercoledì andremo a fare la finale di Coppa Italia e questo è già un appuntamento importante. È molto importante, perché la vincente andrà a fare la fine girone nazionale, diciamo, chiamiamolo così. Siamo tutto sommato ancora all'interno del quinto posto, all'interno dei playoff, in comproprietà con altre formazioni, però secondo me alla lunga alcune società al vertice andranno un attimino a sgretolarsi, ma non in termini di organizzazione, in termini di perderanno punti, perché comunque oggi la vittoria della Cireale 46 contro lo Scordia, che ripeto è una buona squadra, fa capire che sicuramente questo FC Acireale dirà la sua. No, il 46, già il 46, no, il 46. Poi c'è il mister Bianco, che già il giro d'andata ha fatto benissimo, adesso sta facendo ancora meglio, si è rinforzato, quindi ancora il campionato non è finito, nel senso che secondo me la Tiger ancora non ha detto la sua in questo campionato. Per adesso però si gode il primo posto. I nostri 12 punti di stacco ci stanno. Senti Fabio, e sulla San Pio tu che dici? Loro hanno parlato bene, no? Come San Pio hanno parlato bene dell'FC Acireale. Io non posso fare a meno di parlare bene della San Pio per le 2 volte che ci siamo incontrati sul campo. C'è stato qualche problema dal punto di vista, diciamo, di referti, di federazione, c'è un po' di trambusto. È un po' nell'aria quest'anno, è la stagione dei ricorsi questa. Io spero che veramente prevalga il calcio giocato, definito, insomma, e poi i veri valori si dimostrino sul campo. È vero. Comunque sulla base, insomma, delle partite che abbiamo giocato quest'anno, è una squadra attrezzata per vincere. Certo. Non è un caso che secondo me è giusta l'impressione di chi dice che ancora il campionato non è finito, che ancora il campionato è lungo, che ci sono tutti gli scontri diretti ancora che possono anche stravolgere l'attuale ordine di classifica. Vittorio, voi come settore giovanile, la Juniores come sta andando? Tra l'altro io ti anticipo che tu rimarrai anche nella parte finale della nostra trasmissione, così avremo modo anche un po' di allargare il progetto giovanile, che è sempre fondamentale per tutte le società dilettantistiche. Voi come settore giovanile in questo momento siete vicino alla prima squadra comunque, no? Molto vicino, il lavoro con gli under è fondamentale ed è giornaliero con la prima squadra. Quest'anno abbiamo un gruppo di 26 ragazzi, la metà dei quali sono già aggregati in prima squadra, l'altra metà stanno lavorando per arrivarci. Sì, i risultati stanno venendo ed è inevitabile. Voi fate la Juniores regionale? Noi facciamo la Juniores regionale, ma il nostro primo obiettivo, l'obiettivo della società, il mio obiettivo è quello di far maturare definitivamente questo gruppo di ragazzi che abbiamo selezionato per questa nuova avventura. Per quanto mi riguarda, il lavoro con gli under è un lavoro molto particolare. Io raggiungo il mio obiettivo nel momento in cui sono riuscito a far esordire tutti e 26 in prima squadra. E questa è la più grossa soddisfazione per un allenatore. Non c'è dubbio. Poi è chiaro che i risultati vengono, ma sono frutto del lavoro. Certo. Il nostro obiettivo in questo momento è un altro, poi vincere non dispiace. Chiaro, è logico. Bene, allora ci dobbiamo fermare perché abbiamo chiuso la parentesi dedicata sia all'interregionale e ai 2 gironi di eccellenza. I nostri ospiti rimangono qui per metà campionato promozione. Salutiamo Carmelo che ci lascia perché la sua parentesi si è conclusa, con lui ci vedremo chiaramente la settimana prossima. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori, buona settimana a tutti. Perfetto, il saluto lo diamo anche alla nostra penaltina Federica Di Benedetto che ci lascia perché lei insomma va in onda soltanto in questa prima parte, tra poco arriverà la tua collega Giulia Bonaccorsi. Sì. Una buona serata a tutti e adesso vi lascio con la pubblicità. Un brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con Penalty.